Magnifico rettore, chiarissimi professori, signore e signori, neanche un anno fa ho ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica il premio De Sica fra gli stucchi e gli sfarzi del Quirinale. Subito dopo sono tornato a Roma per un premio conferitomi dall'Accademia dei Lincei, di nuovo nello sfarzo di Palazzo Corsini. Ma l'emozione che provo qui oggi è davvero superiore a quella che ho provato facendo i miei viaggi a Roma. Di questa emozione io vi ringrazio e ringrazio tutti i presenti. Fra il pubblico ci sono numerosi miei amici che appartengono al mondo della letteratura e a mondi anche estranei ad essa. A loro va un mio ringraziamento uno per uno, idealmente. Quest'oggi il titolo della lezione sarebbe stato Il nome nudo, le ragioni di un percorso poetico. Le fatiche di questi giorni non mi hanno consentito di stendere materialmente il testo della lezione, eppure qualche parola dovrò dirla. Innanzitutto partendo dalle ragioni. Ebbene, la scrittura, quel sostantivo è un sostantivo impreciso, perché la nascita della scrittura porta con sé il mistero dei secoli. Non c'è in effetti una ragione, non ci sono delle ragioni che tanto portano in sé di analitico. In realtà si tratta più di un amore, qualcosa che nasce e ci accompagna nella vita senza nemmeno che noi ce ne accorgiamo. Eppure un percorso poetico è stato fatto, eppure il titolo della lezione risponde a La voce nuda. In 20 anni, ormai posso dirlo, di scrittura, io ho cercato di sforzarmi per raggiungere una prospettiva, uno sguardo il più possibile nitido, pulito. E sono partito da concetti di nitidezza fonica, proprio la materia. Sono partito dal concetto che le parole sono materia plasmabile, allo stesso modo in cui è materia la creta, in cui dalla pietra si può cavare la statua. E partendo da questo concetto di parola, io sono arrivato ho provato a cercare prima di tutto una pulizia sonora della parola, perché le parole sono fatte di suono e sono fatte di silenzio. Hanno entrambi questi elementi misteriosi dentro di sé. E poi questa ricerca della pulizia, mano a mano che il lavoro si faceva più chiaro, si è trasferita nello sguardo. E ho provato a cercare allora la precisione dell'immagine, la precisione di un'azione, di un oggetto che magari non dice niente e poi però si rivela essere il dettaglio che ti spalanca le porte di una realtà diversa da quella che stai osservando. E infine la comprensione, proprio nel suo significato etimologico, dell'errore.
del lapsus. Anche l'errore, anche il lapsus schiude dei mondi che tu non immaginavi fossero aperti lì apposta soltanto per te che in quel momento li scrivi e per voi che dopo li leggete. Adesso ho detto per me che li scrivo e per voi che li leggete. In realtà non è precisa neanche questa mia espressione, perché sono persuaso che chi scrive versi sia in risonanza, in comunità con chi li legge. Ancora di più, la poesia è preziosa perché coloro che la leggono, quando la leggono, nel silenzio della propria camera o seduti in autobus o in qualsiasi circostanza delle giornate, mobilitano tutti se stessi, mobilitano la propria conoscenza, le proprie esperienze di vita, per interpretare dei testi che nel momento stesso in cui vengono interpretati prendono altra forma, crescono con l'individuo che li ha fatti crescere leggendoli. E allora la poesia, come sosteneva Pasolini, torna azione in chi la legge, cresce di nuovo in chi la legge. E nella catena delle letture noi assistiamo a un processo replicato, potenzialmente infinito, di nascite. Allora mi sono chiesto questo, che cosa c'è, che cos'è che muove la poesia se non il segno di una nascita? Se non il segno di un continuo, infaticabile e irrefrenabile rinnovamento. Ed è un rinnovamento questo, che è prezioso, soprattutto dentro questo momento particolare della nostra società, dove tutto sembra fermarsi. Questo ho cercato di fare, in poche parole. Dovrei raccontarvi come pian piano ci sono arrivato. Qui fra il pubblico ci sono molti miei amici che mi hanno accompagnato nel nascere. Ci sono, non voglio citarne alcuni per dimenticarne altri. Loro sanno quanto inesausta sia stata la ricerca non soltanto mia, ma di loro stessi. Perché qui oggi non state premiando soltanto me, state premiando tutti i poeti friulani, tutti coloro che hanno operato in questi anni con entusiasmo, con passione, con gratuità e che hanno dato vita in alcuni casi a manifestazioni che ormai sono di portata nazionale. Allora adesso io mi aggancio all'ultima parte del discorso del professor Giampaolo Gri. Io come tesi di laurea vi presenterò, vi leggerò almeno un paio di poesie tratte dall'antologia recentemente pubblicata. La prima che intendo leggervi ha il sapore della presentazione di una carta d'identità. Io vengo da questo posto e si intitola Ombre. Sono nato al di qua di questi fogli, lungo un fiume. Porto nelle narici il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio di quando nevica, la memoria lunga di chi ha poco da raccontare. Il nord e l'est, le pietre rotte dall'inverno, l'ombra delle nuvole sul fondo della valle sono i miei punti cardinali.
Non conosco la prospettiva senza dimensione del mare. E non era l'Italia del 70 chiusa forte, ma una bolla, minuti raddensati in secoli, nei gesti di uno stare fermi nel mondo, cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste di ceppi che erano state un eco di tempo in tempo rincorsa, di falda in falda dentro il buio. E il gatto che si stende in questi posti, sulle lamiere di zinco, alle prime luci di novembre, raccoglie l'aria di tutte le albe del mondo, come i semi dei fiori portati, come una nevicata leggera. Ho sognato di raggiungere i miei morti, dove sono le cose che non vedo quando si vedono. Amerigo devoto a Gina che cantava a voce alta alla messa di Natale, il tabacco comprato da Alfredo, e Rino che sapeva di Stallatico, uomini, donne, scampati al tiro della storia, quando i nostri aliti di bambini scaldavano l'inverno e di là dalle montagne azzurrine, di là dai muri, oltre gli sguardi delle guardie confinarie, un odore di cipolle e di industria pesante premeva, la parte di un'Europa tenuta insieme da chiodi ritorti e bulloni, martelli e chiavi inglesi. Il futuro non è più quello di una volta, è stato scritto, da una mano anonima, geniale, su di un muro graffito alla periferia di Udine. Il futuro è quello che rimane, ciò che resta delle cose convocate, nello scorrere dei volti chiamati, aggiungo io. E qui, mentre intere città si muovono sulle piste ramate degli hardware e il presente irrompe con la violenza di un tavolo rovesciato, mio padre torna per sempre nella sua cerata verde bagnata dalla pioggia e schiude ai figli il suo sorridere come fosse eternamente schiuso. Se siamo ancora cosa siamo stati, io sono lo stare di quell'uomo bagnato dalla pioggia che portava in casa un odore di traversine e ghisa e qualche volta la gola di Chiusaforte, allagata dall'ombra, si raduna nei miei occhi, da occidente a oriente, piano piano, a misura del passo del tramonto bianco. E anche se le voci del mondo si appuntiscono e qualcosa divide l'ombra dall'ombra, meno solo mi pare di andare, premendo un piede dopo l'altro, secondo la formula del luogo, dal basso all'alto, seguendo una salita. E ora vi leggo Assetto di volo, che è una poesia che mi è cara, e c'è una figura eroica dentro questa poesia, una figura che ha delle grandi difficoltà e che però alla fine, in qualche modo, giunge a destinazione. Con lui venivano una determinazione feroce. Dalla camera alla palestra i 100 metri percorsi in 5 minuti, con una tensione di motore imballato, tutta la forza del suo corpo spastico ribellata alla forza di gravità. Sant'Agostino diceva che perfezione è la carne che si fa spirito, lo spirito che si fa carne, ma non è vero. Ogni mattina i puntali delle stampelle scivolano metro a metro per guadagnarne 100. Ogni mattina lo spirito è tagliato via da quel corpo, dalle suole strascicanti e dalle nocche strette, bianche sulle impugnature.
Ogni mattina dal dorso di lottatore si stacca un collo di tendini tesi e redini allentate, un urlo chiuso nella sua profondità, perfetto nella sua separazione. E io vi vedo una bellezza di cimieri abbattuti. E dentro la parola andare, la parola compimento. E sono sicuro che lui sogna baci pieni di vento, mentre la volontà conquista le giornate a morsi, schiaffo dopo schiaffo, perché venga la sera, schiaffo dopo schiaffo, chiglia in piena bufera. Ci vuole un'estate piena e un padre calmo, un Dio non assiso in mezzo agli sconfitti. Ma così, in tutta bellezza, lo posso immaginare come un bambino alle prime pedalate. Reggilo, eccolo, tienilo così. Adesso tiene uniti la terra e il cielo dell'estate. Non sbanda più, vince, è in equilibrio, vola via. Adesso una poesia per salutarvi e per ringraziarvi, ma due poesie. Questa che non leggo mai, nel mese di maggio. Dal mio giardino si vedono così e non si possono spiegare l'accordo dell'azzurro rarefatto e quello del verde che sale e si fa spazio in certe mattine di maggio, quando il calore viene sulle braccia scoperte e tocca il tendine di azzurro e il tendine di verde che credevamo spenti nella nostra testa di oggi, tanti anni fa. In mattine così la terra si piega e si anima in cose inanimate come i sassi, nel brulichio nascosto dalle foglie, nel nostro essere muti e felici di non avere un nome. Forse daremo un nome a questa luce sugli occhi, alla rondine scolpita dall'aria mentre passa, all'ombra durata un battito sulle nostre mani. Forse saremo infanzia e chiuderemo il pericolo nel nome del pericolo e allontaneremo le nostre spalle dalla città abbagliata e splenderanno, amate dal caso e dal vento, le nostre impronte, quando qualcuno chiuderà il cancello dietro a noi e ci guarderà partire. E questa è una poesia che leggo invece molto spesso, che si intitola Parole povere. E tanto la prima che vi ho letto, quella dal titolo Ombre, era una prospettiva esterna di un osservatore esterno che dice che cosa. Tanto questa è una presa diretta, cioè lo sguardo è all'altezza degli altri sguardi. Chi scrive è dentro le situazioni che vede. Uno in piedi conta gli spiccioli sul palmo. L'altro mette il portafoglio nero nella tasca di dietro dei pantaloni da lavoro. Una sarchia la terra magra di un orto in salita, la vestaglia a fiori tenui, la sottoveste che si vede quando si piega. Uno impugna la motosega e sa di segatura e stelle. Uno rompe l'aria con il suo grido perché un tronco gli ha schiacciato il braccio. Ha fatto crack come un grosso ramo quando si è spezzato e io ero piccolino. Uno cade dalla bicicletta legata e quando si alza ha la manica della giacca strappata e prova a rincorrerci. Uno manda via i bambini e le cornacchie con un fucile caricato a sale.
Uno pieno di muscoli e macchie sulla canottiera: «Isolina, portami un caffè», dice. Uno bussa la mattina di Natale con una scatola di scarpe sotto braccio: «Aprite, aprite, è arrivato lo zio, è arrivato zitto, zitto, schiamazzando», dice. Uno esce di casa coprendosi un occhio con il palmo mentre con l'occhio scoperto piange. Una ride e ha una grande finestra sui denti davanti, anche l'altra ride, ma non ha né finestre né denti davanti. Una scrive su un involto da salumiere: «Sono stufa di stare nel mondo di qua, vado in quello di là». Uno prepara un cartello da mettere sulla sua catasta nel bosco: «Non toccarli, fatica a farli», c'è scritto in vernice rossa. Uno prepara una saponetta al tritolo da mettere sotto la catasta e il cartello di prima, ma io non l'ho visto. Una dà un calcio a un gatto e perde la pantofola nel farlo. Una perde la testa quando viene la sera dopo una bottiglia di Vov. Una ha la gobba grande e trova sempre le monete per strada. Uno è stato trovato una notte freddissima d'inverno, le scarpe nella neve, i disegni della neve sul suo petto. Uno dice: «Qui la notte viene con le montagne all'improvviso, ma d'inverno è bello quando si confondono l'alto con il basso, il bianco con il blu». Uno con parole proprie mette su lì per lì uno sciopero destinato alla disfatta. «Voi dicete sempre da lavorare, ma non dicete mai venite a tirar paga», ingegnere ha detto. Ed è già il ricordo di un ricordare. Uno legge Topolino, gli piacciono i film di Tarzan e Stanley e Ollio e si è fatto in casa una canoa troppo grande che non passa per la porta. Uno l'ho ricordato adesso, in questo fioco di luce premuta dal buio, ma non ricordo che faccia abbia. Uno mi dice: «A questo punto bisogna mettere la parola Amen, perché questa sarebbe una preghiera come l'hai fatta tu». E io dico che mi piace la parola Amen, perché sa di preghiera e di pioggia dentro la terra e di pietà dentro il silenzio. Ma io non la metterei la parola Amen, perché non ho nessuna pietà di voi, perché ho soltanto i miei occhi nei vostri e l'allegria dei vinti e una tristezza grande. Grazie.